Noi abbiamo dovuto presentare questa interrogazione in seguito a una serie di indiscrezioni stampa che hanno molto preoccupato i cittadini e le cittadine della Bassa Padovana in merito appunto alla ipotesi di una chiusura degli sportelli Coop attualmente siti presso l'ospedale di Monselice e presso l'ospedale di Este, e l'ipotesi di una riduzione degli orari per gli ospedali, sempre per gli sportelli Coop di Montagnana e Conselve. Mi consenta di premettere, Assessora Lanzarin, che come lei sa benissimo l'ULSEI è l'ULSS più grande di tutte quelle che ci sono nella nostra regione, che rappresenta quasi 1 milione di persone e che in particolare il territorio della Bassa Padovana è un territorio che in tutti questi anni ha visto progressivamente un impoverimento della rete di prossimità, con la chiusura di numerosi ospedali e anche una incidenza significativa rispetto alle zone carenti dei medici di medicina generale. L'operazione dell'ospedale Schiavonia, pure importante sul piano dell'eccellenza di quel polo, ha determinato una desertificazione dei servizi sanitari di prossimità. Una notizia come quella che è apparsa sui giornali di una possibile chiusura dei Coop che insistono proprio su quel territorio ci preoccupa moltissimo. I sindaci sembrano non saperne niente, le nostre interrogazioni sono state sollecitate proprio dagli amministratori locali che raccolgono le preoccupazioni del territorio, sapendo perfettamente che per quanto i servizi telematici che Azienda Zero e le diverse ULSS mettono in campo e che sono accessibili appunto digitalmente online, non sempre sono una risposta in grado di soddisfare tutta la domanda e in particolar modo quella della popolazione meno giovane, diciamo così, che fa fatica a utilizzare gli supporti telematici sia per la prenotazione che per il pagamento del ticket. Quindi con questa interrogazione che ho sottoscritto le chiediamo esattamente di sapere come stanno le cose, e cioè se è già stata decisa o è in corso di valutazione la chiusura degli sportelli Coop dell'ospedale di Monselice e di Este e una riduzione degli orari sempre dei Coop di Montagnana e di Conselve, e in generale ne approfitto, Assessore, anche per sollecitare da parte della Regione del Veneto un'attenzione particolare per questa zona del nostro territorio, la Bassa Padovana appunto, che davvero sembra dimenticata sotto il profilo dei servizi sanitari e rispetto alla quale invece servirebbe non una riduzione dei servizi ma semmai un investimento nel senso esattamente opposto. Grazie.